La disoccupazione tra i giovani in Veneto è passata in 5 anni dall'8,5 al 23,5%, una cifra triplicata dal 2007. L'allarme è lanciato dai giovani imprenditori di Confindustria Padova. Quasi 1 su 4 dei giovani attivi è senza lavoro in Veneto, 1 su 4 nella città del Santo, con un balzo in su di quasi 10 punti. Secondo il presidente Rodolfo Cetera, l'estero è l'unica via di sbocco per le nuove generazioni. Invece l'accusa è che a livello nazionale la politica sta ignorando la situazione. È assolutamente insufficiente perché noi abbiamo visto solamente un aumento di imposizione fiscale, un aumento di burocrazia, gli enti pubblici locali che si trovano sempre con meno risorse, abbiamo sempre meno risorse per i bisogni più importanti dei cittadini, quindi diciamo che il livello nazionale sta prosciugando tutto quello che può dai livelli locali, con conseguenze che sono terribilmente negative per lo sviluppo economico dei nostri territori. E dopo l'allarme sul boom di richieste di cassa integrazione, però ora sono i dati sulla disoccupazione giovanile a preoccupare. La polemica interessa anche il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, che porterà in dote all'Italia 1,5 miliardi e che prevede per ogni giovane una proposta occupazionale. Un piano che però esclude il Veneto, unica regione in Italia, perché il tasso nel 2012 era inferiore alla soglia del 25%, una penalizzazione inaccettabile secondo il governatore Luca Zaia, secondo il quale vengono invece premiate le solite regioni, al Veneto 28 milioni, alla Sicilia e alla Lombardia 200, alla Campania 215 e Un'Industria a Treviso alza la voce sulle tasse. Sulla fiscalità un balletto indecoroso, sì, è un termine che faccio mio, perché anche quello crea incertezza, cioè quando prima dicevo che dobbiamo contrastare un sentimento di incertezza, è anche per quanto riguarda la fiscalità, cioè il povero cittadino che non sa quali imposte deve pagare, perché IMU sì, IMU no, Tari, Tares, chi più ne ha IUC, chi più ne ha più ne metta, cioè il cittadino nell'incertezza di quali imposte deve pagare, mette da parte i soldi e li tiene lì, quindi non consuma. Il dato per le province di Belluno, Venezia e Rovigo, le sole al momento ammesse al programma con un contributo ritenuto insufficiente, è di 23.000 giovani come obiettivo da raggiungere, ne restano fuori quasi 45.000 nelle altre 4 province.